nuovi investimenti, nuovi mezzi per il porto di Venezia. 2 grandi gru per un valore di 15 milioni di euro sono state acquistate dal terminal container Vecon per potenziare l'efficienza del traffico merci. Noi oggi facciamo 23 movimenti l'ora, con le nuove gru credo di poter arrivare a 26, che vuol dire molto per noi, perché 3 punti all'ora in più sono importanti, perché per 3 gru che mettiamo su una nave sono 9, per 6 ore di lavoro sono 54, non sono banali. Quest'anno forse potremo raggiungere il record della maggior movimentazione di contenitori nell'anno. Noi abbiamo un forecast ufficiale 246.000 TEUs, ma però crediamo di superare i 250.000, ma molto dipende da come andrà l'economia nei prossimi mesi. Alla presentazione delle gru presenti Regione, Provincia e Autorità che hanno sottolineato ancora una volta l'importanza dello scalo veneziano come punto nevralgico del traffico merci dell'Adriatico, con un bacino di utenza che coinvolge tutto il nord-est fino alla Lombardia. Oggi celebriamo, siamo venuti in visita di queste 2 grandi gru di 45 tonnellate che vediamo appunto nei porti di Rotterdam e di Anversa, che stanno a significare investimento totalmente privato, sta a significare che anche i privati ci credono nella possibilità di sviluppo di questa grande attività che è il porto di Venezia. Nonostante la forte concorrenza di Capodistria, che gioca sul basso costo del lavoro, lo scalo veneziano riesce a dare lavoro a 15.000 persone e a essere molto competitivo sul piano della velocità e dell'efficienza, grazie ad operatori di eccellenza come Vecon. Tutti gli investimenti che noi realizziamo appunto sui canali, sulle banchine, hanno bisogno poi di un operatore privato che va a gestirle. Ecco, in questo caso oggi siamo appunto qui in Vecon e quindi l'operatore mondiale, il porto di Singapore, stanno a dimostrare che questa sinergia viene valorizzata, viene massimizzata, perché un operatore innanzitutto di caratura internazionale ha scelto di non solo rimanere qui a Venezia, ma addirittura di investire. Per far fronte poi alla concorrenza dei grandi porti del nord Europa come quello di Rotterdam, è fondamentale che le grandi navi possano arrivare a destinazione. Qui si inserisce l'intervento delle istituzioni relativo allo scavo dei canali, un'operazione indispensabile per lo sviluppo dell'intera area. Lo scavo dei canali è fondamentale perché una nave entra se c'è fondale, se non c'è fondale si ferma fuori. L'attività avviata ancora qualche tempo fa in accordo col porto dal commissario che noi abbiamo voluto, il commissario Caselin, sta dando i propri frutti oggi. Noi ricordate 6 anni fa i fondali erano a 10 metri, oggi ad agosto vanno a certificare i 12 metri, quindi possibilità di ulteriori navi più consistenti di venire a sbarcare, caricare e sbarcare nel porto di Venezia. Nelle prossime settimane verrà inoltre messo a punto il Piano di assetto del territorio, PAT, che permetterà allo scalo di passare da semplice carico-scarico delle merci al trattamento delle stesse, portando un ulteriore incremento di lavoro e di occupazione.